La caserma Montegrappa, simbolo di Bassano, della storia militare alpina, della tradizione della città ai piedi del Grappa, torna ai bassanesi. È sempre più una certezza, confermata oggi. Siglata la bozza d'accordo definitivo con il demanio, nei prossimi mesi si andrà alla firma del documento secondo cui una parte della struttura diventerà di proprietà della Regione Veneto, l'altra resterà di proprietà del demanio e ospiterà, una volta che la Regione stessa avrà realizzato le opere di sistemazione per 9 milioni di euro, commissariato e polizia stradale. Avremo le due caserme, Polizia di Stato, commissariato e Poststrada. Avremo un'area in cui potrà intervenire l'ATER, quindi aumentando, mettendo a disposizione dei bassanesi più alloggi sociali e non solo, ma anche alloggi per le forze dell'ordine. E ovviamente entreremo in possesso della parte storica che poi sarà dedicata a un museo degli alpini, della Grande Guerra. Grande la soddisfazione per l'esito raggiunto anche da parte dell'assessore regionale al bilancio Roberto Ciambetti. È da un anno e mezzo che stiamo lavorando con l'Agenzia del Demanio per creare una struttura che diventi il centro della funzione sicurezza del Bassanese. Ecco, dal punto di vista proprio del bilancio regionale, questo cosa comporta? Comporta che noi utilizzeremo una parte di fondi regionali e poi anche con l'elasticità che ha l'ATER e che ha possibilità di accedere a mutui e quant'altro, comunque l'importo non fa paura. Se la caserma Montegrappa dunque torna ai bassanesi e in tempi molto stretti, si deve dire grazie alla regione, perché l'attuale amministrazione pare sia stata immobile. Non ho mai avuto in questi anni da assessore competente il piacere di ricevere una sola richiesta di incontro, di collaborazione da parte dell'amministrazione comunale. Su questo tema io non ho mai avuto il piacere di parlare con l'amministrazione. Il silenzio. Sa, poi se nessuno chiede, poi ovviamente nessuno dà.